L'avvocato Maurizio Paniz non commenta, mantenendo fede alla parola data il giorno dopo il voto a lui sfavorevole. Di politica non parlo. E così anche oggi, il giorno dopo i rumors che ieri sera davano l'ex parlamentare in pole position per il posto di sottosegretario alla giustizia del governo Letta. Sono voci prive di qualsiasi fondamento, precisa il coordinatore provinciale del PDL Stefano Ghezze, a cui tocca il compito di dire che no, non ci può essere delusione alcuna per la sua mancata nomina, per il semplice motivo che Paniz non era in corsa per quell'incarico. A essere sinceri, prosegue Ghezze, di una possibile nomina di Paniz a sottosegretario o viceministro non sapevo nulla e non so quanto sia stata un'ipotesi concreta o quanto piuttosto una buttada di qualcuno. Certo, quello di Paniz resta un nome pesante che sono sicuro avrebbe ben lavorato per il bellunese. Ieri sera la notizia è rimbalzata nel salotto televisivo di Michele Santoro e data per certa da Enrico Mentana, che l'ha cinguettata su Twitter. Per molti l'esclusione di Paniz dall'esecutivo guidato da Enrico Letta, così come quella di molti altri parlamentari veneti, è stato l'ennesimo schiaffo alla regione, che però, oltre al ministro Flavio Zanonato, da ieri sera può contare anche su due sottosegretari, Pierpaolo Baretta del PD e Alberto Giorgetti del PDL, entrambi all'economia. Conclude il coordinatore provinciale Ghezze. Il centrodestra veneto può contare su Alberto Giorgetti come sottosegretario all'economia, persona che ha dimostrato grande serietà e competenza, ma che soprattutto conosce bene la realtà bellunese e che sicuramente saprà ascoltare le nostre aziende.